Grazie per avermi ricevuto e per avermi dato l'opportunità di spiegarvi come funziona la nostra polizza assicurativa. Grazie a lei che ha trovato il tempo per noi. Non si sa mai nella vita, d'altronde. no. È un attimo. Sì. È un attimo che lei si faccia male. Sì. È un attimo che le rubino la macchina. È un attimo che la vecchia signora con la falce la venga a prendere. Oh, che nominale, tutte sfighe. Ascoltiamo. Perché vede, signora Ines, Sì. è sempre triste parlare di morte. Sempre triste parlare di morte. Però, Duilio potrebbe morire da un momento all'altro. Sì. Ma perché qua a morire mi da un E momento? allora bisogna proteggersi, signor Duilio. Ma era meglio che mi proteggevo prima in questo caso. Ascoltiamo. Facciamo un'ipotesi per capire come funziona. Oggi state benissimo. Sì, infatti. Domani il signor Duilio muore. No. Ma perché qua a morire sempre messo sti esempi? No, va bene, È un esempio. è un esempio, non si deve allarmare, non si deve allarmare. Non sei per così che domani è a cena con Franco a Marisa, a cena di pesce, che abbiamo messo una vita a incastrare gli impegni di tutti, proprio domani che a morire, dici che non te che voglia di venire a cena. Ma mi vengo a mangiare piuttosto che morire domani, non mi ha capito la storia. Dopodomani come siete messi? Siamo liberi? Dai, moro dopo Risolto, domani. Dai, dopo Oggi domani state posso. benissimo, dopodomani il signor Duilio Muore. muore. Allora, Molto te che bene, passare molto una bene, bella molto serata bene. con Franco a Marisa? Sì, sta il pesce che mi ha fatto male. Può darsi. Ma non sappiamo la causa e poco ci interessa sapere qual è la causa. Onestamente a me mi interessaria Cosa ci interessa sapere? Che il soggetto svantaggiato in questa occasione beneficerebbe della polizza. Il soggetto svantaggiato sarei io che moro. No, in questo caso specifico non è lei il soggetto svantaggiato, ma sarebbe la signora Ines, Fuscantamburlo. che purtroppo sarebbe affranta da questa dipartita prematura di lei, signor Duilio. Non si aspettava nessuno, sa, una perdita grande. Dispiace, Gli era davvero una brava persona. Scusate. Anzi, signora. Ines, Oh! si faccia forza. Non sai che si deve correre un po' troppo voi altri do? Giusto per capire, no? In caso che questo succeda, cosa aspetterebbe alla vedova Poiretta? Che vedo Non anche. è mai elegante parlare di soldi di fronte alla morte di suo marito. No. Però, insomma, comunque le spetterebbe come consolazione un cospicuo premio assicurativo. Che praticamente, scusa qua, buon umore se ti riassumo il discorso, mi pagaria per tutta la vita una rata. Bravo. In attesa che moro. Poco moro se c'è pischeia ine. Bravo. E avere il coraggio di chiamarlo premio. Di consolazione? Ora che mi non mi sento mia consolato, di quanti schelli sei che stiamo parlando qua? Duilio, di quanti schelli che stiamo parlando? Duilio, non è mai elegante parlare di schelli di fronte alla morte. Aia, firma.